Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo! Allora, buongiorno, buon venerdì, concludiamo questa settimana con una barzellettina brevissima che mi arriva sempre dal mio amico Geppo da Roma, questa era quest'estate, però siccome noi qua parliamo sempre con Vincenzo e Fabio, sempre meno ma presenti, e quando non ci saremo più io e Vincenzo Finirà tutto. resta solo Fabio, quindi... E vedi che bel taglio che ho fatto, la riga in mezzo. Allora mi arriva, si parlava prima di un po' di, perché qua nel tavolo si leggono le cose, no? Si leggono le robe, no? Presidente, qua è una roba indegna, non so, per me vince Bianca. Bianca Berlin. Non so chi è Bianca, ma vince sempre la Bianca. E allora si parlava, poi abbiamo più, sai, sesso, si parla di bambini, scuola, bambini, e mi è venuto fuori il bambino che, sai, bambino a casa, no? A un certo punto di notte viene sete, no? Alle 3 di mattina, di notte, il bambino piccolino, sai, sui 6 anni, così, Ginetto comincia, cammina, ti passa davanti, prima di andare, va in bagno, poi torna ad andare al bagno, beve, torna e sente la camera, sai, dei gemiti strani, il papà e la mamma, no? Così colà. E la porta era un po' socchiusa, allora praticamente apre la porta, vede una robetta, fa, chiude e fa, porca miseria, e dopo a me mi portano allo psicologo perché mi ciuccio il dito. Allora un saluto vergognosissimo a tutti, ciao, da quelli della 720, ciao. Via Podgora, via Podgora, via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Via Podgora, via Podgora. All night long! Via Podgora, via Podgora. Galax mi piaci! Vergognosissimo!